L'ex presidente della regione Totò Cuffaro conferma la proposta di un progetto elettorale e politico per il consolidamento di un'ampia coalizione per il governo della Sicilia e quindi l'obiettivo di allestire uno schieramento trasversale da Forza Italia al Partito Democratico, riunito intorno ad un candidato unico alla presidenza della regione in occasione delle elezioni regionali, distante dagli estremismi, a destra come a sinistra. L'intervista. Salvatore Cuffaro recentemente ha dichiarato: i miei pensieri non possono essere carcerati, un mio contributo per il rilancio politico della Sicilia. Ha progettato una larga intesa, un'alleanza da Forza Italia al Partito Democratico di Renzi come unica formula in grado, capace di arginare il Movimento 5 Stelle, ipotizzando anche un candidato ideale alla presidenza della regione, Roberto Lagalla. Ma guardi, io mi sforzo di riflettere e di ragionare. Le elezioni nazionali saranno a marzo-aprile prossimo, ormai è quasi scontato che si voterà col sistema proporzionale e ogni partito si presenterà col proprio simbolo e con la propria storia. Credo che alla fine di quelle elezioni nessun partito avrà una maggioranza autonoma per poter governare, quindi a Roma il Presidente della Repubblica, che vorrà dare un governo a questo Paese, dovrà tentare di capire quali alleanze possono mettere insieme i partiti per fare un governo. Io credo che non ci saranno alleanze diverse per dare un governo a questo Paese che quella che mette insieme il PD di Renzi, Forza Italia, i centristi e credo alla fine anche questo nuovo partito che hanno fatto Bersani e gli altri. Se questo succederà quasi certamente a Roma, perché non ci sono alternative, perché questa nostra Sicilia, che è sempre stata laboratorio, non debba sperimentare questa possibilità in Sicilia, che credo sia l'unica che abbia la possibilità di portare avanti un progetto in grado oggi di far fronte al Movimento 5 Stelle, che ha una presenza ormai importante in questa Sicilia. Io ho fatto questo ragionamento, che è un ragionamento che non vuole dare input di alleanze, ma un ragionamento di chi ha a cuore questa terra e vuole difendere i valori e le cose in cui crede. Io credo ancora che questa terra abbia un progetto di futuro, può avere un progetto di futuro, e sto tentando di pensare ad alta voce sperando che qualcuno mi ascolti. È chiaro che perché possa esserci qualcuno che tenga insieme realtà politiche diverse, valori e interessi politici diversi, deve essere qualcuno che è fuori dalla politica, che abbia una statura oltre la dimensione dei partiti. È chiaro che in questo contesto la figura del magnifico rettore che è stato di Palermo, Roberto Lagalla, il professor Lagalla, è una caratteristica che può dare a questo tipo di rassemblement che può esserci una valenza politica. Esercitano una forza sicuramente centrifuga rispetto all'attrazione centripeta della coalizione di centrodestra e centrosinistra in questo caso, perché si tratta di una larga intesa. Gli estremismi così intesi, da una parte Salvini e Fratelli d'Italia, dall'altra a sinistra di Bersani. Come superare tali resistenze che, secondo tanti, è ciò che concretamente ha impedito la riunione del centrodestra, allargato alla sinistra di Renzi? Ma nel mio ragionamento io infatti penso che l'area moderata debba fare un rassemblement non di alleanze, ma di possibilità di guardare al futuro della nostra Sicilia, che escluda le ali sia della destra che della sinistra. Escluderle dal punto di vista di quello che si farà insieme non significa che non potranno partecipare ad essere utili a far crescere la nostra terra. Si può essere utili anche stando all'opposizione, portando progetti e idee che aiutino e che vengano raccolti da chi poi dovrà fare questo lavoro. Ma è chiaro che questo tipo di lavoro, per quel che mi riguarda, guarda a un taglio delle ali, sia della destra che della sinistra. Una ultima domanda: secondo lei tale progetto riuscirà a calamitare il 40% e oltre di astensione prevista? Ma io penso che per tanti anni la gente di Sicilia è stata democristiana perché c'era un partito come la Democrazia Cristiana che l'ha potuto votare. Continuo a pensare che adesso
tanti siciliani, tantissimi, non possono più votare un partito come la Democrazia Cristiana, ma sono ancora nel subconscio democristiani, cioè moderati. Il 51% delle persone che nell'ultima tornata elettorale non è andata a votare lo ha fatto perché non si è riconosciuta nei candidati che c'erano in campo. Io penso che stavolta con un'alleanza che guarda al futuro della Sicilia e con candidature, sia Roberto Lagalla siano altri che abbiano uno stampo moderato, molti siciliani che non hanno andato a votare torneranno al voto e quindi si potrà andare ben oltre il 40%.